Assente anche Thiel, prossimo ad un tentativo di record dell'ora, Gimondi è fra i favoriti del Gran Premio delle Nazioni, classica francese del cronometro. Percorso di 73 km e mezzo, Gimondi dà alla sua corsa un'impronta decisamente superiore. Al chilometro 36 Gimondi ha 1 minuto e 4 secondi sul francese Guyot e 1,57 sullo svizzero Hagman. L'azione di Gimondi in una sosta, 46 km orari, a 5 km dal traguardo, Gimondi raggiunge Bernard Guyot e se lo trascina al traguardo. Nel corso di tutto il calcio minuto per minuto, collegamento con la Francia per l'annuncio del trionfo di Gimondi. Ancora una volta la Francia sorride a Gimondi, Bernard Guyot è secondo a 1,57, Hagman a 4,1.